Here come the hot stepper. I'm the lyrical gangster. Big up the crew in the area. Still love you like that. Numero 7, Lavezzi. Don't die, yes, we multiply. Anyone press will hear the fat lady sing. Era soltanto utopia pensare un Napoli che oggi giocava con la Juventus e vinceva. Oh, here come the hot stepper. I'm the lyrical gangster. Excuse me, Mr. Officer. Siamo troppo forti rispetto al Milan e la Roma che l'anno scorso si è venuta a prendere 3 punti. E che ha segnato? Baby, all of the time. Cause the fate is me. Fate to call the shit. Come più venduto è Lavezzi in assoluto. Dopo viene Hamsik e poi il resto. I'm the lyrical gangster. Dial emergency number. Io sono della Curva, fino adesso non ho visto neanche una partita, però aspetto mercoledì con ansia e metterò per la prima volta il biglietto l'abbonamento nel biglietto nel torneo. Mi ha soltanto danneggiato alle brave persone. E io sono uno di quelle là, con tutto che lavoro qua, io ho abbonamenti di curve e a Roma io non c'ero quella giornata. Domenica prossima la Lazio spero di fare che fanno risultati. Il resto comunque faremo un campionato splendido. E domenica che fa il Napoli? Vince. Ecco, bentornati con noi in diretta qua ai Fatti di Napoli. Anche i tifosi la pensano come voi, come noi, come i giornalisti la pensano da tifosi che il Napoli domenica vince sicuramente. Se noi riusciamo ad avere, dovremmo avere Peppe Bruscolotti, dovrebbe essere con noi in linea, magari dopo. Dicevamo, dottore Padrone, secondo lei, c'era anche oggi su qualche quotidiano, il Napoli dovrebbe ridare la maglia numero 10? Io dico certamente che ormai è il passato, il numero 10, c'è Lavezzi, un tifoso Lavezzi, io sono perfettamente d'accordo. Tutto al più potremmo fare così, un 10 con le 2 stelle dello scudetto, per distinguerlo dal vecchio 10. Però è giusto che questo 10 venga rimesso in campo perché Maradona rappresenta il passato, ci ha fatto vincere 2 scudetti, è stato bravissimo, però non possiamo sempre pensare a Maradona. Abbiamo un nuovo Napoli, abbiamo un nuovo grande giocatore, io ritengo Lavezzi uno dei più forti giocatori del mondo, lo ripeto, perché per me è un bravissimo giocatore e meriterebbe questo famoso 10. Ecco, sentiamo anche le altre mail che sono giunte, gli sms. Sì, ancora ci chiedono da casa, non pensate che occorre un altro centravanti al fianco di Lavezzi? Io pensavo a Benzema, che ne dite? E ancora Enzo per Gianfranco, ma Navarro non è mai tra i pali, ma lei non lo vede sprecato senza nulla togliere a Iezzo? Ecco, facciamo rispondere a Gianfranco Lucariello, che era indirizzato a lui. A proposito della 10, numero 10. Chiaramente non mi trovo d'accordo. Ma Gino Padrone è il tifoso VIP dei Fatti di Napoli. No, direi che meriterebbe un sondaggio. Ecco. Io ho detto un 10 stellette. Sì, però, meriterebbe un sondaggio, una domanda del genere, per avere una risposta poi dagli stessi tifosi che tanti anni fa sono stati d'accordo con l'altra società, il vecchio Napoli, di ritirare la maglia. Per far ritirare questa maglia che ha un senso, un significato storico per noi napoletani. Adesso ho sentito anche oggi attraverso le varie emittenti si parlava, ma Maradona è vivo ancora, grazie a Dio è vivo ancora, però non è questo l'aspetto importante. L'aspetto importante credo che quello che noi ci portiamo dentro è il ricordo di quello che ha fatto questo giocatore. Questo giocatore a Napoli ha fatto cose pazze, ragazzi. Insomma, ha consentito la conquista del primo scudetto. Il Napoli esisteva da una vita, ha fatto delle imprese incredibili. Abbiamo avuto il migliore giocatore del mondo. Qual era la data del primo scudetto? Il 10 maggio dell'87. Che cos'è il 10 maggio dell'87? Il 10 maggio dell'87 è un ristorante, diciamo. È un ristorante, il ristorante
Bruscolotti. che ci dovrebbe raggiungere telefonicamente. Ieri ha avuto anche ospite il direttore generale del Napoli, Paolo Marino, sì, Reia e anche sì. alcuni suoi colleghi calciatori. Beh, insomma, uno scambio di idee Con Bruscolotti, il mitico Bruscolotti. A proposito di Lazio-Napoli, non sarebbe male per vedere lui che cosa ne pensa. Ecco Francesco, un altro telespettatore ci chiedeva: ma il Napoli ha bisogno di un altro attaccante? Benzema piacerebbe A tutti credo che però sia inaccessibile anche al momento per le casse del Napoli e anche per il progetto del Napoli. Io penso che il Napoli non abbia bisogno di attaccanti, perché Denis e Zalaceta sono due attaccanti che possono, anzi vanno molto bene anche per fare da partner alla Vezzi. Credo che il Napoli forse abbia bisogno più che altro di un'alternativa a Gargano, un centrale di centrocampo, e all'occorrenza anche magari di un esterno sinistro, fermo restando che sia Vitale che Mannini stanno facendo molto bene. Poi se si vuole aumentare, ampliare il progetto, accrescere il progetto Napoli, è chiaro che bisogna prendere magari un campione o comunque un giocatore già affermato per ogni reparto. Ma se li compra tutti Moratti però. Ecco, solo Moratti. Solo Moratti, dice Padrone, se li compra. Ecco, Francesco, tu hai messo in evidenza due aspetti molto, molto importanti. Uno è quello di Mannini. Sì. Tu sai che è un'altra spada di Damocle del Napoli. Sappiamo benissimo che dopo i fatti di Brescia-Chiesa, la squalifica, ieri c'è stata la richiesta del giudizio e la squalifica di 2 anni. Sì, c'è stata l'udienza definitiva a Losanna. Se noi riusciamo ad avere l'avvocato Carlo Ghirardi, che è l'avvocato di Mannini, sapremo anche qualche cosa di più. Se la regia riesce a metterci in contatto con lui.